Signor Rossi, vi ha denunciato, siete qui come sospettate di un omicidio di un vostro coinquilino. Mi sono spiegato? Parlate in italiano. Capiamo non molto bene. Parliamo un po' male l'italiano. Sono qui da 3 mesi, invece la mia amica qui da 2 mesi. Cosa fate in Italia? Studiamo al corso di italiano. Puoi parlare più lentamente? Come no? Allora, raccontatemi tutto quello che vi è successo stamattina. Pronto? Sono occupato. Stamattina la padrona di casa, la signora Rossi, è arrivata da noi senza preavviso e cercava il coinquilino che abitava con noi. Ci ha detto che la porta della sua camera era aperta, ma non c'era. Volevo incontrarla per chiedergli l'affitto degli ultimi 2 mesi. Ci siamo un po' meravigliati perché non sapevamo che i coinquilini pagano gli affitti in Italia. Sapevate dove si è nascosto? Certo, ma avevamo paura della signora Rossi. Non volevo pagare l'affitto per lui. Non abbiamo fatto nessun crimine. Ha afferrato il mio anello d'oro e poi è morto da solo saltando dalla finestra dopo una botta di padella in testa. Appena ci ha sentito è svenuta e quando si è ripreso ha chiamato la polizia. Ci ha gridato dicendo: siete degli assassini. Cosa? Potete descrivermi cosa è successo? Il coinquilino era un tipo tranquillo. Cantava da solo ogni tanto, si vedeva che ogni tanto usciva dalla camera e rientrava subito dopo. Invece, stamattina quando faceva la colazione ha afferrato il mio anello. Ovviamente volevo riprendere indietro il suo anello. Alla fine ho portato la padella per fermarlo. Gli ha dato una botta forte. Inconsapevolmente l'ho fatto uscire dalla finestra aperta e l'abbiamo trovato morto per terra. Allora, secondo voi non siete colpevoli? Non sapevamo che la morte di un uccello è un atto criminale. Comunque ci dispiace molto. Uccello? È il codice segreto della vostra comunicazione? No. Il nome generico di coinquilino è un animale che vola. Lilo, disegno. Allora ragazzi, in italiano il coinquilino è una persona che condivide la radio. Invece un uccello piccolo che canta si chiama cantarino. Si dice gabbia invece di dire la camera dell'uccello. Grazie mille. La signora ci ha spaventato un po' e così abbiamo dimenticato le parole corrette. Grazie. Grazie mille. Prego. Grazie. Buona giornata. Ciao ragazze.